Oggi stiamo parlando di 200 persone, ma chiaramente la Commissione sta lavorando su altri numeri e man mano che la Commissione ci fornirà i nominativi noi procederemo. È la stretta finale, quella che tutti aspettavamo e finalmente siamo arrivati. L'ULSS 2 ora fa sul serio e da mercoledì invierà le diffide a tutti quegli operatori individuati come Novax, medici, infermieri e operatori sociosanitari che fino ad oggi non si sono vaccinati per scelta. Avranno 5 giorni di tempo per procedere all'immunizzazione, se non lo faranno scatterà lo stop all'attività lavorativa. Sospensione comporta che fino al 31 dicembre 2021 non potranno lavorare nelle strutture e poi ovviamente il non lavoro comporta anche il non stipendio. Questione etica, sanitaria ma anche organizzativa, con l'ULSS che sta già mettendo in conto eventuali ripercussioni, leggi stop al piano ferie, attivazioni di straordinari o inserimento di nuove risorse. Ne parleremo anche con le organizzazioni sindacali quando sarà il momento, entro il mese. Insomma, il dado è tratto proprio nei giorni in cui il contagio riprende quota, complice la variante Delta che ha superato ufficialmente l'inglese con l'ultima rilevazione tra i casi sequenziati. 103 la Delta, quindi 100 l'inglese, 30 ciascuna, sudafricana e nigeriana, 29 la brasiliana, 11 l'egiziana. La variante Delta, come poi in tutto il mondo, ormai anche da noi adesso è un terzo circa dei positivi. Noi stiamo vedendo però che decisamente sta aumentando, quindi è facile che vada a sostituire la variante inglese. Trend che porta ad accelerare sulla campagna vaccinale, sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni, le più interessate dal contagio e le meno vaccinate. Da qui la campagna social rivolta proprio ai ragazzi trevigiani, mentre sono 52.000 i posti ancora a disposizione. Oggi dai 12 ai 30 anni vediamo che l'adesione alla vaccinazione è bassissima. Ecco perché siamo partiti con una campagna vaccinale con ovviamente di testimonial giovani. Ecco perché diciamo alle persone l'unico modo per salvarsi da questa pestilenza, da questa Covid e dalla variante Delta è la vaccinazione. Collegata alla partita del personale scolastico, 8 su 10 sono vaccinati con seconda dose, ma si vuole superare il 90%, contagio che cresce quindi, ma che al momento non preme sugli ospedali se non per quei soggetti sprovvisti di vaccino. 4 i ricoverati al Cafoncello, tra loro una donna in gravidanza, 3 a Vittorio Veneto, una persona in terapia intensiva dove in queste settimane si deve far fronte a un alto numero di traumi per incidenti. Con la caduta delle restrizioni si è tornati a muoversi, spesso premendo sull'acceleratore. In isolamento in tutta la Marche invece ci sono circa 900 persone, anche questo un numero che visto il trend e le regole attuali della quarantena è destinato a crescere.